Signori, minuto 90, Tottenham 2, Roma 1. Allora, 5 minuti di recupero. Allora, voglio, concedetemi. Non ci voglio credere, Foster, che cazzo ha pigliato. Maron, che cazzo ha pigliato questo? Allucinante, voglio. Che cazzo di parata! Vediamo che è sodo, dai, buttala dentro, bravo! Eccolo lì! Hummels, quello più criticato, Hummels, giusto, è giusto così perché se lo merita questa Roma, Waiu, se lo merita la Roma, se lo merita questa Roma, Waiu, se lo merita, e ora andiamola a vincere, Waiu. Godo, Hummels, bravo. Sono contento per Ranieri, voglio il più criticato Hummels, già me lo immaginavo, che ci sarebbero state un po' partite infuocato su Hummels. Mamma mia, bello. Angeligno, boom, è regolarissimo. Hummels, 2-2, bello. Bravo Zaleschi, boom, Angeligno nel mezzo forte, teso, così si mettono i cross. Bravo Angeligno, bel giocatore Angeligno, mi piace proprio assai, voglio a me. Bene, e Ranieri che esulta, guarda, sono veramente contento, ma per Ranieri, voglio, veramente, si sta vedendo la mano di Ranieri, voglio, si sta iniziando a vedere la mano di Ranieri, bene così, ora attenzione Roma, ora attenzione, comunque nel complesso... Hummels deve giocare, voglio, Hummels ha da pazziare. Avrà fatto la cagata sul primo gol e va bene quello che vi pare, ha fatto stronzato in coppa primo gol, ma Hummels l'ha retta la difesa, voglio, l'ha retta veramente bene la difesa. Dai, attenzione ora, intanto la Fiorentina minuto 93, 3-2 per la Fiorentina contro il Papos, attenzione al Tottenham, no sarebbe una beffa clamorosa. Fuori, esterno, fuori, va bene così. Comunque stavamo dicendo, la Fiorentina in questo momento in classifica si trova al sesto posto, quindi è fra le prime 8 che entrano dirette agli ottavi, ragazzi. Bene così anche per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Intanto siamo ai 5 minuti di recupero, siamo al minuto 93-30. La Fiorentina sembrerebbe averla portata a casa, anche se il Papos ha segnato nei minuti finali al minuto 87 addirittura. Dai, qui abbiamo ancora una partita da guardare, forza. Allora, mo va bene tutto, ma posso dirlo da tifoso napoletano che sono contento per mister Ranieri, perché se lo merita. Sì, io già avevo intravisto, no? Qualcosa già contro il Napoli si era un pochino intravisto, però questa sera la Roma, e guardate, non è stata una partita semplicissima per la Roma perché sono andati subito sotto, calcio di rigore di Hummels procurato a favore del Tottenham, lì fa una cagata Hummels, questo lo dobbiamo dire tranquillamente. Attenzione Maddison, cross in mezzo, sei solo, anche lì sei solo, Moccamam, solo, vedi, non me l'hanno chiamato, vedi, è una stronzata, era solo. Attenzione, sarebbe una beffa ora, sarebbe veramente una beffa. Allora, stavo dicendo, la Roma che merita il pareggio, per quello che ha creato, per come ha interpretato la partita, è andata sotto, l'ha ripresa subito, poi il Shaarawy addirittura aveva trovato subito il 2-1 per la Roma, bravo Saelemaekers, peccato, Dovbyk non mi è piaciuto stasera, sono sincero, Dovbyk non mi è piaciuto per niente, dando la Fiorentina qui che fa, sempre 3-2, allora, Madonna, Sule che brutta palla, hai messo lì nel mezzo, non si dà mai. Hummels ancora, dalla larga, bravo Hummels. Ragazzi, Hummels migliore in campo, avrà fatto la cagata del rigore, ma il migliore in campo Hummels, bimba, voglio pregare. E ora vi ripeto. Poi c'è stato il 2-1, se non sbaglio, nel secondo tempo del Tottenham, o nel primo tempo, sapete che non mi ricordo, forse nel primo tempo hanno fatto il 2-1, non mi ricordo di preciso. Sì, forse a finale del primo tempo, non mi ricordo, sì, che spingevano tanto, sì, Son ha segnato, non mi ricordo, io sono sincero, sì, vabbè, che poi ha sbagliato un gol a porta vuota praticamente.
Io ho detto Hummels migliore in campo, no, Guagliù. Manu Koné. Quel cazzo di Manu Koné, Guagliù. Quel cazzo di Manu Koné fa paura, Guagliù. Questa la Roma ha trovato un jolly con quel giocatore lì nel mezzo. È finita. È giusto. È giusto così al Tottenham Stadium 2-2, è giusto così. A fanculo.